Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Questo è l'ultimo video di giornata dove parleremo, dove faremo il post partita di Juve Roma e Lazio Cremonese. Non direi di partire da Lazio Cremonese perché si è giocata alle 6, sì alle 6, si è giocata prima di Juve Roma che si è giocata alle 20:45, è finita una roba di 2 minuti fa più o meno. Allora, ho deciso di farlo dopo la fine della partita perché stavo sistemando delle cose, quindi il tempo di sistemare la partita finiva e quindi mi sembrava non riuscivo a registrarlo mentre vedevo la partita. Vabbè, allora, Lazio Cremonese finita per 0-0. Io mi aspettavo un pareggio, una vittoria della Lazio. No, no, però secondo me la Lazio è tra virgolette stata penalizzata perché il suo miglior giocatore, tra l'altro che è il capitano della Lazio, cioè Zaccagni, che diciamo cambia le sorti della Lazio per ogni partita in positivo, non in negativo. Intanto il Real Madrid sta vincendo contro il Siviglia, sta vincendo 1-0, vabbè. Ehm, Te la cambia sempre in positivo, è raro che te la cambi in negativo una partita, perché è sempre stato un gran giocatore, diciamolo, Zaccagni, quindi è stata penalizzata anche da questo. Non ci sono state grandi occasioni da parte, ehm, delle due squadre. Ora passiamo a Juventus Roma. Juve che vince per 2-1. Passa in vantaggio la Juve con Sensao che segna al 43esimo minuto e poi Openda che segna al 70esimo e dopo 6 minuti segna Baldazzi della Roma. Però diciamo che fino al primo tempo, fino al 46esimo, 50esimo, a parte il gol di Consensao, che tra l'altro si è infortunato anche, cioè è stata equilibrata perché, anche questa è stata perché attaccavano entrambe le parti. Tra l'altro Svilare che ha fatto una gran parata sul tiro no, di chi era il tiro? Non mi ricordo sinceramente, non dicevo. Poi vabbè, poi di Bala anche, sempre nel primo tempo, sbaglia un tiro, un paio di tiri facilissimi, che erano a 2 metri di distanza. Tipo le ha sbagliate come ha sbagliato Holland contro l'Udinese. Diciamo, i gol che hanno sbagliato erano simili, quelli della Roma con quelli del Napoli contro l'Udinese, però non tanto, però più o meno erano simili. Diciamo che la Juventus, tra virgolette, dopo il 70esimo minuto, il 72esimo minuto, ha incominciato a calare e si è visto. E infatti da lì la Roma, diciamo, ne ha approfittato un pochino e da lì è arrivato il gol. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!